All'interno del progetto MUSA ci occupiamo di imballaggio sostenibile, valorizzazione di scarti industriali e trasferimento tecnologico. In particolare l'obiettivo della ricerca è sviluppare compositi a matrice polimerica, nella quale valorizziamo scarti della filiera agri-food, ad esempio paglia di riso, paglia di grano, scarti di gusci di nocciola, all'interno di polimeri termoplastici in ottica di sostituzione di quelli che sono i polimeri tradizionalmente utilizzati nell'ambito dell'imballaggio, quindi materiali che sono derivati principalmente da fonte petrolchimica. Un altro aspetto esplorato all'interno del progetto è quello del trasferimento tecnologico, quindi stiamo esplorando l'utilizzo di macchinari su scala pilota o semi-industriale per il processo e la caratterizzazione di questi materiali affinché possano essere in qualche modo trasferiti tecnologicamente appunto a aziende che possono utilizzare questi materiali.